Sabud. Bella ragazzi, qui è Sabud. Eccoci tornati esattamente dove avevamo mollato. Aspettate che questa cosa lo sistemo. Esattamente dove avevamo mollato la scorsa volta. Però mi dà fastidio il pavimento di merda. Vabbè che tanto è solo una torre di avvistamento. Adesso ci facciamo sistemiamo un pochettino qua. Allora, metti qua. Poi il fornetto. Olè. E poi ci facciamo adesso un bellissimo piccone. Là! Eccolo qua. Stavo per farmene uno nuovo, ma non occorre. La pala forse occorre. Sì, dai, facciamo la pala, così sprechiamo queste due cose. Mi scrivono su Steam. Ma evidentemente io ignorerò. Mi scrivono tra l'altro I will kill you. Non ho ignorato. No vabbè, io stavo facendo la pala, ma è un tipo di 49 anni che gioca a Counter Strike, che mi ha aggiunto e mi fa how old are you? E io gli ho scritto I'm 20, ho 20 anni. Aspettate che allora, vediamo un po' come funziona sto. Sì dai, è abbastanza. Però non mi piace l'entrata qua. Facciamola centrale. Continuano a scrivermi. Questa volta non è più. Beh, aspettate un secondo. Scusatemi. Scusatemi, ma era la come al solito una ragazza. La mia ragazza che scrive nei momenti meno opportuni. Gli ho anche scritto non rispondere. Dai, scherzo. Poi mi picchia. Mettiamo la porticina. Ok. Possiamo andare adesso a fare una cosa. Ritornare a casa, insomma. Che poi sinceramente la casa porca. La casa l'ho fatta nel deserto. Però non sono molto convinto della scelta. Stavo pensando un pochettino. Ah, dicevo il tipo. Cioè, ok, il deserto è figo, però boh. C'è la foresta. Da vabbè, sono anche vicino le due cose. Forse la torre di avvistamento dovrei farla un po' più alta, perché così si vede. Allora mi serve tra l'altro vedere in che coordinate è la casa. Porca puttana, con questa texture pack le coordinate non si capiscono. È la prima volta che le apro. Vabbè, adesso le guardiamo subito. Anzi, le guardiamo e ce le scriviamo nel quadernino di Sabuda, che non trovo. Dove cazzo me l'hanno messo? Mamma? Ah, eccolo qua. Ovviamente la signora delle pulizie che mi mette le cose dove cazzo gli pare. Però non c'ho una penna. Beh ragazzi, però taglio un attimo questo pezzo, così mi scrivo le coordinate e poi continuiamo. Eccomi qua, scusatemi per il taglio. Comunque segnate le coordinate. Adesso vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Però boh, veramente non sono molto convinto della scelta. Anzi, facciamo una cosa. Distruggiamo la casa e la trasferiamo da un'altra parte. Almeno non sprechiamo tutta sta roba. Ma sbaglio. Anche se qui c'è molta pietra. Ma vabbè, lì abbiamo la nostra bella miniera. Prendi il letto. Sì, ho deciso di trasferirla perché il deserto a me piace molto come costruzione, perché si possono fare buone strategie contro i mob attorno. Però diciamo che l'altra parte mi piace di più. È molto vicino alla caverna. E poi le cose ce le sistemiamo noi. Ce le facciamo bene le costruzioni contro i mob. È tipo questa cosa ogni volta mi lascia il ritmo. Ma io vado a dormire e sento tutto. Tra l'altro adesso vi racconto l'esperienza della primissima volta che giocavo a Minecraft. Allora, la prima volta che ho giocato a Minecraft, io avevo appena chiarito con uno dei miei migliori amici. Avevamo avuto delle discussioni, avevamo appena chiarito. E mi aveva invitato per Halloween a casa sua. Avevamo passato Halloween, eccetera eccetera. Ci eravamo divertiti. Ma la notte avevamo giocato tutta la santa notte. Tutta, ragazzi, io vi dico tutta, significa che avevamo nerdato minimo. Ah, tra l'altro qua c'è la roba da mangiare, vabbè. Minimo fai 8-10 ore di fila a Minecraft. Sì, ok, siamo dei nerd per quello che abbiamo fatto. Però
l'abbiamo fatto veramente. Tra l'altro qui ci sono le torce. Che poi è lì la torre di vista. Ah, vedete? L'avevo fatta bene la torretta, si vede. Oh, vabbè, però non ci serve più un cazzo. Allora, intanto prendiamo queste torce nel mentre che vi continuo a raccontare la roba. Questi mi danno semi? No. Prendo anche un po' di cactus perché mi serviranno, poi vedrete per cosa. Allora, dicevo, e praticamente avevamo nerdato tutta la notte a Minecraft. Avevamo giocato tantissimo. Io da quel giorno praticamente sognavo cubi. Cioè io andavo a dormire e sognavo cubi. Magari mi mettevo a pensare, non so, il giorno dopo, ah che bello, domani devo andare a mangiare, boh, la pizza. E io sognavo tutti i pensieri, ma con i cubi. Era una cosa allucinante, cioè, malato proprio. Tra l'altro qua c'è il fiume. Vabbè, prendiamo un altro po' di cactus. Vi starete chiedendo a che cazzo mi servono, poi lo vedrete. Poi lo vedrete. Che poi sono fatti bene. Sembrano le cuciture dei guantoni da pugili. Terzo episodio, quindi questo. Fatemi sapere se vi sta piacendo la serie. Prendiamo anche i bambù. Bambù, canna da zucchero, come cazzo volete chiamarlo. Ok, dai, direi che possiamo anche andare. Prendiamo questi ultimi due. Andiamo a estirpare le torce che ho messo. E andiamo. Però non so se questi qua mi danno semi. Quelli del deserto non danno nulla. Boh. Allora, ecco le torce. Tra l'altro mi si sta per rompere l'accetta. Uno. Quindi, mamma mia, ragazzi, sognare cubi era qualcosa... Un po' come quando da piccolino giocavo a Diablo 2. Giocavo a Diablo 2 e c'è la sfera della vita sulla destra, se non sbaglio. No, sulla sinistra. Boh, ora non mi ricordo. La sfera del... la sfera del mana era blu. E tu sognavi praticamente sempre soltanto sfere. Cioè non è che sognavi solo la sfera. Magari sognavi, non so, un'interrogazione a scuola e c'era la sfera del mana e la sfera della vita sulla destra e sulla sinistra. Qualcosa di epico proprio. La cosa positiva di questo posto è che c'è anche la montagnetta vicino. E avendo la montagnetta vicino si possono fare pietra. Si può fare pietra a calci in culo proprio. Quindi questa qua adesso automaticamente diventerà la mia casetta. Però io direi, dato che c'è un piccone di pietra, di andare a prendere il primo ferro che abbiamo visto. Era qua, no, qua non c'era una minchia. Il primo ferro che abbiamo visto, in modo da farci qualcosina. Eccolo qua. Non spaventatevi se mi ricordo ogni singolo posto, perché purtroppo, anzi purtroppo, per fortuna ho tanta memoria orientativa, cioè ho memoria fotografica e quindi riesco a orientarmi abbastanza bene. Poi magari failo brutalmente e mi perdo, però diciamo che... beh... Ciao Ciccio, morirai. Puttana Eva, ma scusa, ma... Cazzo... Oddio. Aiuto. Io sono da solo a casa da tipo un paio di settimane, sento questi rumori, mi cago addosso. Comunque, forse l'hardcore di Minecraft è la serie che registro con più facilità. Tutte le altre cose devo stare lì a cercare magari il browser della partita decente, a cercare questa, a cercare quest'altro, ed è magari un pochettino un pelo più complicato. E invece Minecraft... Cazzo quanto ferro. Invece Minecraft hardcore, cioè Minecraft in generale, da solo... Mamma mia, quando mi viene da addentrarmi così, torna. Minecraft, prendo, lo apro, registro, a posto. C'è gli altri un pochettino più... Che cazzo ragazzi, c'è tipo... Guardate quanto ferro. Bella così. Tu, muori. Siamo full. Infatti adesso andiamo a depositare un po'. Adesso... Cazzo, vedi? Cioè io qua lo sapevo che c'è il carbone, mi viene da prenderlo. Ma... Ah no, dai, questo lo posso prendere, dai, anche se che non sono pieno. Bella. Carbone che non finisce mai. Oddio. Sembrano le gocciole di cioccolato. Figata che dà esperienza sta roba. Give me experience.
Ai ai ragazzi, comunque visto che state mandando tanti video per il Sunday, sono contento perché evidentemente vi piace il canale e ci tenete a essere sponsorizzati da Sabud. E quindi è una buona cosa. Ma continuate a mandarne video per il Sunday perché c'è sempre la possibilità di essere selezionati. E ci tengo a dire un'altra cosa. Chiedo a tutti coloro i quali video non vengono selezionati, che purtroppo non tutti possono essere accontentati, e noi, per quanto più ci risulti possibile, cerchiamo sempre di tornare in casa in fretta. Perché ecco qua, lo sapevo, puttana la miseria. Corre in fretta, veloce. Oddio, mi ha preso un colpo ragazzi. Aiuto. Vabbè. Mamma mia. Facciamo il ferro, va. Facciamo anche un baule. Facciamo anche i bauletti per ora. Comunque dicevo, praticamente cioè, non tutti possono essere selezionati, anche perché i video sono belli, però non ne posso mettere 2 alla volta o più di 2 alla volta, oppure non posso, insomma, chi riceve dei consigli. C'è stata una persona che ha detto che il suo video secondo lei era perfetto, però sinceramente se io ti do dei consigli per fare un video, cerca di tenerli quei consigli. Cioè non è che mi dici no guarda il video era perfetto. Cazzo, non c'ho pietra. Ah no, però c'è un forno. Ecco qua. Cioè cerca di, non so, cioè, non fare l'offeso, in poche parole, perché a me piacerebbe pubblicare i video di tutti quanti, ma purtroppo non è possibile. Vediamo un pochettino. Cos'è che dovevo cuocere? Mi sono dimenticato. Ragazzi, dovevo cuocere qualcosa ma mi sono dimenticato. La zucca non si può cuocere, vero? Però ma non si potevano combinare? No, boh. Allora ragazzi, dovevo cuocere una cosa ma mi sono dimenticato. Vabbè, noi aspettiamo che diventi giorno. Non possiamo neanche dormire, mi sa, perché ci sono i mostri qua fuori. Aspetta, fatemi guardare. Che cacchio è che devo cuocere? Ah, la sabbia. Va a cagare. Così facciamo un po' di vetro. Qua c'è il ferro. Vedete come fa esperienza anche così. Dicevo comunque, nel mentre che cuociono queste cose che torna a giorno, cioè, a me piacerebbe accontentare tutti quanti, ma purtroppo ragazzi non è possibile, perché ci sono dei video che magari non sono proprio perfetti. E noi cerchiamo, noi intendo io, Deadcalm e il Piocco, cerchiamo di dare dei consigli perché praticamente ci teniamo che tutti riescano a entrarci come requisiti. E quindi ogni volta che qualcuno non riesce, noi diamo dei consigli per migliorare il video. È successo così e continuerà a succedere così. Comunque ci sono cose che vorrei già buttare. Mangiamo un pochettino, così ci ricarichiamo. Beh, comunque ragazzi, questa parte dove cucinano e finché diventa giorno, adesso la taglio. Ci sentiamo tra poco. Eccoci tornati ragazzi con il giorno. Come potete vedere lì dalla finestrella, che tra l'altro sembra una gabbia. Vabbè, con il giorno è perché c'ho la zucca in testa così, perché vi stavo parlando di Halloween prima e perché mi sono dimenticato di dirvi che tra l'altro tutto quel periodo di Halloween un giorno mi ritrovai così dal nulla questo mantello. Oh, che figo come balla. Vabbè, adesso possiamo tornare. Bene, e ci togliamo sta minchiata dalla testa. Comunque l'episodio sta per finire, quindi io direi, per finirlo in bellezza. Tra l'altro qua è esploso un creeper, perché io prima, come un coglione, mentre stavo aspettando che cuocesse, sono uscito per vedere se c'erano ancora i mostri. E ogni volta mi succede così e muoio, ragazzi, non... Però questo... Scusate. Ne approfitto poi per fare il buchetto per metterci gli animali, farli accoppiare. I bellissimi animali. Finiremo la puntata adesso. Come vedete ho bucato qua sotto. Finiremo la puntata... Madò che casino. Finiremo la puntata... costruendo... Finendo di costruire la casa, perché mi fa veramente pena come adesso. Sto sempre modificando. Cioè voi praticamente mi vedrete fisso a modificare la casupola.
Possiamo togliere la porta. Allora, vediamo un pochettino. Quello lì su può rimanere così. Boh, vediamo poi. Però di sicuro allarghiamo il campo di esistenza della nostra dimora. Terra. Ce lo mettiamo qua perché veramente ci serve svilupparci in larghezza. Ok, così. Poi ne mettiamo un po' anche da questa parte, ragazzi. Fatemi sapere se vi piacciono i momenti in cui costruisco, oppure se sono una palla e volete che li faccio, boh, non lo so, quando non ci siete voi a guardare. Anche se io, boh, non lo so, io preferisco fare tutto insieme a voi, perché è Vodafone, tutto intorno a te. Allora, direi che 1, 2 sono 7, più 2 9, 10 e 11, 12, 13. Potrebbe andare bene come larghezza. E poi qua ne aggiungiamo 2. Beh, ti ho sentito, ciccio. Però non puoi esplodere vicino. Bella. Meno male che non ha toccato la piattaforma di terra che ho fatto prima, perché meno male che l'ho sentito, ragazzi. Meno male. Qui invece, vabbè, comunque, però dovremmo spostare tutta quella roba. Vabbè, la spostiamo poi. Facciamo così, va? Cazzo, qua mi serve ancora piattaforma di terra. Poi bam 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 bam. Ecco qua. Vediamo un pochettino. La sto facendo abbastanza ampia, ragazzi. Ma che cazzo sta fa? Sono andato oltre, però. Ampia ma oltre. Guarda, adesso si rompe. Spunk. No, adesso. Dai, se non ti devi rompere, almeno non romperti adesso, dura fino all'ultimo. Porca voccia. Aia. Dai. Bravo. Scava, schiavo. Però mi serve un'altra. Mi serve per distruggere tutta sta merda. Dunque, non ce la possiamo neanche costruire, perché bisognerebbe andare a prendere un pezzo di pietra. Andiamo. Sta durando molto questo episodio. Infatti adesso lo interrompo e il prossimo inizia dalla costruzione della casa. Prendo la pietra. Beh, ma butta la porta, non faccio niente. Ok, andiamo a fare la... Comunque, ragazzi, dai, questo episodio finisce qua. Vi saluto nel mentre che costruisco con gli ultimi 2 stick rimasti la prossima accetta. E ci sentiamo alla prossima puntata. Bella.